Oggi sono venuto per fare un sopralluogo, quindi per capire quali sono ancora le situazioni difficili e per ribadire ai sindaci la nostra attenzione, il nostro impegno totale e il nostro contributo alla soluzione di tutti i problemi. Ho raccontato ovviamente loro della dichiarazione dello stato di emergenza che c'è già stata da parte del governo, ho raccontato loro che sulla base anche delle indicazioni che mi hanno descritto, delle difficoltà che mi hanno trasmesso, domani predisponeremo proprio l'ordinanza di protezione civile che verrà firmata poi martedì dal Presidente del Consiglio dopo che avrà ricevuto l'intesa da parte del Presidente della Regione così come prevede la legge e lì vi saranno tutte le iniziative, tutte le disposizioni per dare risposte immediate ai cittadini, sia per quello che riguarda i danni che hanno subito nelle abitazioni, sia i problemi relativi al comparto agricolo, la perdita di bestiame, il danno all'agricoltura, sia per quello che riguarda la parte industriale, sia per quello che riguarda la parte infrastrutturale, insomma tutte quelle che sono le attività che noi abitualmente realizziamo per dare delle risposte immediate. Mi pare che non vi sia assolutamente ragione e motivo di parlare di uno Stato assente, innanzitutto perché lo Stato è rappresentato dai comuni, dalle province, dalla regione e poi anche dal governo nazionale. Si tratta di fare un lavoro comune, condiviso, di evitare lo scaricabarile, di costruirsi degli alibi che in questi momenti non servono assolutamente, ma di garantire a tutti delle risposte efficaci a chi si trova in situazioni di difficoltà. Ho sorvolato tutta la zona della provincia di Padova, poi adesso vado a Vicenza, poi vado anche a Verona, quindi non trascuro nessuna parte di quelle che sono state le problematiche di questo territorio. Ho visto ovviamente a Bovolenta ancora una situazione difficile, sappiamo che è un po' il bacino che raccoglie tutte le acque di questa provincia, ma ho anche visto una massiccia presenza della protezione civile, ho visto i vigili del fuoco, ho visto l'esercito, ho visto le colonne mobili delle diverse regioni, della Lombardia, del Friuli, della Valle d'Aosta, delle Marche, dell'Emilia Romagna, del Piemonte, ho visto centinaia di idrovore in funzione, quindi mi pare che ci sia tutta la risposta necessaria per un paese maturo e organizzato da questo punto di vista. In questi 9 anni noi abbiamo sempre mantenuto una coerenza e una correttezza, devo dire, esemplare. Non abbiamo mai politicizzato l'emergenza. Evitiamo di farlo in questo caso. Questi 20 milioni di euro sono stati stanziati per pagare quello che si sta già facendo adesso. I sindaci hanno bisogno delle idrovore e degli autospurgo per pulire i campi e le strade, i cittadini hanno bisogno di mezzi per riuscire a liberare le case dal fango, bisogna riaprire le scuole, bisogna quindi cercare di ripristinare un minimo di attività ordinaria. I 20 milioni servono per questo, non servono per pagare i danni che ha subito il comparto industriale, il settore sociale, il settore dello sviluppo, il settore del turismo e tutto il resto. Questi sono finanziamenti che dovranno essere ovviamente definiti nel corso delle prossime settimane quando avremo la stima dei danni. Perché parlare di entità economiche dopo 24 ore oppure dopo 5 giorni da un'emergenza di questo genere è difficilissimo perché i danni ancora non si possono quantificare. Fino a quando l'acqua non se ne va via dappertutto, non sappiamo come sono le situazioni degli acquedotti, delle fogne, delle condotte del gas, quelle che sono le situazioni dell'elettricità e tutto il resto. Quindi noi da questo punto di vista andiamo più cauti, sappiamo che per avere una quantificazione vera dei danni servono un paio di settimane. Poi si dirà servono 100, 500, 1000 milioni di euro, a quel punto è ovvio che chi di dovere, chi ha il portafoglio del Paese e il Parlamento dovranno garantire le disponibilità necessarie. Beh, 1 miliardo di euro probabilmente è una valutazione diciamo in eccesso. Ma certamente i danni sicuramente ammontano ad alcune centinaia di milioni, poi appunto faremo la quantificazione, la farà il Presidente della Regione perché con l'ordinanza che verrà fatta domani e firmata martedì sarà il Presidente della Regione Veneto, come anche gli altri Presidenti di Regione, ad assumere il ruolo di commissario per conto del Governo e quindi
A lui verranno affidate tutte le responsabilità per quantificare i danni e per pagare sia le cosiddette somme urgenze sia gli interventi che dovranno essere fatti in futuro.